Questa Sallina è nata, si può dire, quando è nato il paese, no? Nel 1700 e tanti. I primi coloni videro subito che c'era una possibilità di una salinetta piccola all'inizio, poi man mano è diventata quella che è diventata adesso. I lavori erano rudimentali al 100%. Mio padre, che era un vecchio salinario con 44 anni, mi ha tramandato certe cose che le ho imparate, le ho acquisite. Era un piccolo stagno che si volgeva in una zona a est come è messa adesso, no? Di lì era trasportato a terra a ceste, ma pochissima roba, e veniva portato al porto con carri a buoi. Mano a mano, passando gli anni, era privata in quel periodo lì, no? Hanno ingrandito, hanno visto altre possibilità di sfruttare altre zone di questo basso fondo qua, perché è più sotto il livello del mare, è diventata quella che è diventata adesso. Ma ha avuto delle trasformazioni continuamente, anno per anno, periodo per periodo, migliorando sempre per la produzione, per portare al massimo la produzione della salina. Il sistema di movimento di acqua era rudimentale al 100%. C'erano i buoi allora, che non c'era corrente elettrica qui in paese, no? Quindi c'era un timpano azionato da buoi, girava come una specie di mulino per il grano, quel sistema lì, altro che ruotava in senso verticale, no? Prelevava acqua, la buttava in un canale alto, da un canale basso a un canale alto, sta qua. E veniva distribuita in vari vasche dove si doveva mettere. E per subentrare la corrente elettrica, allora hanno messo, cioè prima corrente a vapore, no? C'era una caldaia, che c'era un conduttore di caldaie, a vapore funzionava questo timpano, sempre questo timpano. Di lì è venuto la corrente elettrica e lì trasformato completamente sistema di vapore, sistema elettrico, sempre col timpano. Sarà un 30 anni e nemmeno, allora è subentrato, buttato via il timpano, antiquato, è venuto l'idrovora. Attualmente abbiamo l'idrovora, che hanno un assorbimento di 600-700 tonnellate metri cubi l'ora. Questo è ciò che è, il grosso della salina. Diciamo. Dopo la trasformazione si è continuata e continua ancora, perché i nuovi tecnici che sono venuti da allora hanno intravisato che c'erano altre possibilità di movimento di acque migliori, sempre migliorando per la produzione. Le vasche di decantazione sono sempre quelle che sono, no? Quelle che vediamo adesso in questa zona qua, dove si precipita il sale. Ma la trasformazione principale è avvenuta in stagni di evaporazione, prima e seconda evaporazione. È lì che ha avuto una trasformazione un po', serve per accorgimenti migliori di ciò che è l'andamento della salina. Per la raccolta, e qui è il guaio, perché prima era pessima, per non dire orrenda. Venivano i carcerati, no? Qui era un bagno penale all'inizio, ma mano a mano sono venuti i ragazzi e hanno cambiato il sistema di trasporto a terra, no? Di accumulamento. Venivano gente di ticcetti, si può dire, con ceste. Si può dire che era una noria all'inizio di quegli anni, studenti, operai, battellieri, pescatori, contadini, tutte le categorie che può esserci che erano qui a Carloforte, venivano qui a fare questa raccolta qua, che era fatta con un sistema a gettoni, cioè più uno faceva viaggi che veniva pagato, no? L'anziano che aveva la possibilità fisica di trasportarsi, portare 2 ceste accoppiate sulle 50 kg, perché ogni cesta porta 25 kg per sapore.
veniva accoppiato, quindi erano 2 gettoni. Il ragazzo o l'uomo che era fisicamente più debole, una cesta, un gettone. Questi qui li cambiavano a uno sportello o la ditta o l'amministrazione stessa che faceva l'impresa e davano tanto a gettone, si stabilivano dire un soldo a gettone, 10 gettoni, 10 soldi. E lo studente, il ragazzo che veniva qui si faceva i soldi per andare al cinema, per levarsi il viso, comprarsi la sigaretta e via dicendo. L'anziano lo faceva a scopo di mantenere la famiglia, perché le paghe erano quello che era. Era divisa a squadre, c'era la squadra che si chiamavano attelatori, come ci sono ancora adesso, quelli che si vedono qua sono attelatori. Il sistema era pressappoco lo stesso, altro che era più curato perché avevano pale di legno, non c'era la fretta perché sempre per la costo e guadagno. Veniva mucchiato, pulizia massima per il fango che si vede in mezzo a queste zone di fango, e veniva trasportato a terra da riempitori, si chiama, una squadra di riempitori riempivano queste ceste e andavano a terra con queste ceste qua a spalle, tutti bagnati, perché l'assenzale lasciava a salamoia, no? Acqua che si aveva per le spalle. Era un lavoro pesante, pesantissimo. È andato avanti per parecchio tempo quel sistema. Piano piano la gente diradava sempre a venire qua. Allora l'amministrazione ha dovuto cambiare sistema, come c'è attualmente, con vagoni, quindi poca fatica fisica al trasporto, perché c'è solo da riempire i vagoni, poi su un deconvì che gira con i locomotori e viene portato sotto l'apparecchiatura lì per la messa a terra del sale. E la gente viene per stagione, cioè da settembre, ottobre e novembre. Dovrebbe bastare 3 mesi la raccolta. Secondo il personale dura più o meno un mese, più o meno un mese in meno, diciamo così. E poi i canofortini, quando hanno finito così stagionali il lavoro, vanno a altre parti, chi va a navigare, chi va a pescare. Poi vanno anche alla tonnara, perché coincide poi quella stagione la tonnara, che è la tonnara, vengono alla salina. Dalla salina così sono sempre i braccianti, ma non, diciamo così, le persone che non hanno mestiere e vengono qua a lavorare così. E poi succede che finito questo lavoro di stagione rimane il personale fisso, che siamo in 6-7 persone con il direttore, diciamo così. E lì si fanno le manutenzioni, si lavora, si preparano le acque e si fa tutti questi lavori qua, le strade, i bacini, si fa tutto, si prepara per l'altra stagione, diciamo così. E lì si inizia di nuovo il ciclo.